Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Antonino, a te la linea. Grazie Lawrence, grazie anche alla nostra Castellana. Ladies and gentlemen, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 912 di oggi, mercoledì 8 gennaio dell'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero.
Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, lo avete appena ascoltato, gli auto da fede di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, le videopillole e molto altro. Materiale ancora, le nostre coordinate 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure 0292947222 quando lo dirò io, se volete intervenire per telefono. Saluto appunto in regia la Castellana Sveva, nonché il nostro Lorenz D'Umbria. Vi auguro buon lavoro, siete voi che mi permettete di arrivare all'orecchia e agli occhi di chi ci sta guardando. A proposito, c'è una fotografia che vi prego di proiettare brevemente. Ecco qua, grazie. Allora, questa foto arriva dalla pagina Facebook del Messaggero, del quotidiano Il Messaggero, così citiamo anche la fonte. Questa è Cecilia Sala, che come sapete è stata liberata quest'oggi, mentre incontra la Premier Giorgia Meloni. Permettete, voglio pubblicamente elogiare il senso civico e il rispetto che la famiglia Sala ha avuto nei confronti di questo governo e dell'azione appunto del governo guidato da Giorgia Meloni, a differenza di altri che sono stati liberati dalle carceri egiziane e poi arrivati in Italia non hanno sentito nemmeno il desiderio di dire quantomeno piacere, ti stringo la mano e ti sputi in un occhio, no, nemmeno quello. Ecco, Cecilia Sala non è una giornalista certamente ascrivibile al centrodestra, non è una giornalista di simpatie conservatrici, ma è una cittadina italiana e giusto o sbagliato è il mio paese. Quindi in questa foto, come vedete, questo significa avere appunto senso civico, avere rispetto delle istituzioni indipendentemente dalla propria idea politica, perché è questa istituzione che ti ha tirato fuori dal casino in cui sei finita tuo malgrado, involontariamente, e se permettete, questa cosa si chiama avere classe e avere stile. Per cui grazie, potete togliere la foto, per cui complimenti al governo, complimenti anche a Cecilia Sala che appunto ha dimostrato, con lei tutta la sua famiglia, classe e stile che altri invece nei confronti delle istituzioni di questo paese non hanno minimamente avuto. Benissimo, allora potete togliere la foto e possiamo invece passare, se siete pronti, al diritto e rovescio di lui, l'implacabile Pierluigi Magnaschi. Andate pure. Per cercare di arginare la frana in corso in Italia Viva, il suo partito, Matteo Renzi approfitta del suo 50° compleanno per indire sabato prossimo nella sua Firenze una sorta di convention per costituire un nuovo partito che, dice lui, sarà un soggetto calamita che dovrebbe attrarre i moderati sparsi qui e là o alla ricerca di una casa. Per Renzi ciò avverrà, dice, puntando su un riformismo bleriano che metta insieme la tutela dei diritti con la visione economica liberal ma regolamentata. Renzi precisa che lancerà questa nuova idea con alcune proposte che saranno un po' folli. Renzi inoltre aggiunge: saremo nel campo largo la forza moderata di cui la Schlein ha assolutamente bisogno se vuol battere la Meloni. Nel frattempo però il braccio destro di Renzi, il noto economista Luigi Marattin, lo ha abbandonato perché vuol costruire una forza di centro che non dipenda né dalla destra né dalla sinistra. Anche la deputata Isabella De Monte, così come il consigliere regionale lombardo Giuseppe Licata, hanno lasciato Renzi per aderire a Forza Italia. Sempre implacabile il nostro Pierluigi Magnaschi, diamo una rapida occhiata alle agenzie, dopodiché avremo il qui Parlamento di questa sera. Stasera si parla di trattati internazionali con l'onorevole Simone Billi e andiamo a vedere quindi l'ANSA, ovviamente titolo d'apertura Cecilia Sala in Italia, la Meloni, ora devi stare serena, sei stata
forte l'abbraccio con i genitori, l'abbraccio col compagno sulla pista. La giornalista era detenuta in Iran dal 19 dicembre, Mattarella chiama la madre della reporter e si complimenta con la premier. Ancora la famiglia di Cecilia Sala, la madre, sono felicissima, il papà, sono orgoglioso di lei, il compagno era contentissima. Social media, l'UE, respingiamo le accuse di censura di Zuckerberg. Ancora sempre Cecilia Sala, Tajani, diplomazia e lavoro di squadra, Sala torna a casa. L'UE, soddisfazione per la liberazione. La cronologia, e poi ancora Stati Uniti, Trump chiede alla Corte Suprema di bloccare la sentenza per il caso Stormy Daniels e mostra su Truth una mappa con il Canada da parte degli USA. Parigi avverte una forma di imperialismo, nessuno violi i confini dell'UE. Scholz, l'inviolabilità delle frontiere vale per tutti, dai partner UE, incomprensione per le esternazioni USA. E infine l'incendio a Los Angeles, salgono a 80.000 gli evacuati, almeno 2 morti, tutti i residenti sono in pericolo. Vi preannuncio che domani noi avremo un'intervista con George Lombardi, vicino di casa di Donald Trump, uno dei più intimi della cerchia attorno al presidente degli Stati Uniti che si sta per insediare il 20 di gennaio, e ci faremo raccontare anche questo, ci faremo spiegare anche questo. Bene, adesso qui Parlamento. Qui Parlamento. Io voglio salutare l'onorevole Simone Billi che torna tra noi questa sera. Buonasera e ben trovato. Grazie a tutti gli ascoltatori di qui Radio Parlamento. Grazie. Onorevole, ma cosa c'è di interessante a livello di ratifica di trattati internazionali? Sì, oggi stiamo discutendo e stiamo lavorando per ratificare 4 trattati internazionali. Ma devo dire che sono, anzi no scusa, non 4, 5 trattati internazionali. Devo dire che sono molto eterogenei, quindi si va da una ratifica con la Libia in materia di pensioni e di imposte sul reddito, a una con l'Albania per la sicurezza sociale, ad una con gli Emirati Arabi per in ambito giuridico, soprattutto per delle norme penali. Abbiamo la ratifica per la manutenzione sulla tratta ferroviaria Cuneo-Ventimiglia, che passa chiaramente dalla Francia, quindi Cuneo-Breil, Ventimiglia, e poi quella del Sovrano Ordine Militare di Malta per permettere l'iscrizione della loro associazione all'ordine nazionale per quanto riguarda i soccorsi e i pronti soccorsi. Ecco, questo quindi, diciamo così quindi aiuta anche il terzo molto settore. Diverse tra di loro e molto e varie, insomma. Sì, infatti tra l'altro la ratifica della nuova convenzione che si occupa della Cuneo Ventimiglia, Cuneo Breil Ventimiglia, era attesa da tempo soprattutto dai pendolari che si servono di questa linea chiamata anche la Ferrovia delle Meraviglie, che sostituisce la convenzione del 1970, che peraltro convenzione che nel 1970 addossava quasi tutti i costi della manutenzione sul nostro paese, quindi si è anche riequilibrato il rapporto nei confronti dei francesi, e questo dovrebbe aiutare anche ad avere una linea, diciamo così, più efficiente nei prossimi mesi, visto che le polemiche da parte dei pendolari non sono mancate. E poi mi pare anche di capire che c'è molto anche per il terzo settore, visto questo passo avanti dello SMOM, dell'Ordine di Malta. Sì, l'Ordine di Malta è un'associazione che ha una ramificazione sul nostro territorio, sul territorio italiano, e quindi poter permettere alla loro associazione di operare nel campo del pronto soccorso e degli interventi di pronto soccorso come un'associazione riconosciuta agevola moltissimo non solo il lavoro di questa organizzazione, ma soprattutto le persone che va a soccorrere, quindi estremamente utile. Era da tempo che si attendeva la ratifica di una convenzione come questa.
Senta, qual è secondo lei di questi testi appena ratificati quello probabilmente che avrà più impatto sulle vite dei cittadini? Oh, mamma mia, una domanda da $1 milione. Io penso che dipenda un po' anche dall'attività del singolo cittadino italiano, quello di cui si occupa. E ci sono tante aziende che lavorano con la Libia e con l'Albania, quindi le 2 ratifiche che riguardano questi 2 paesi saranno molto importanti, però ci sono anche molte aziende che lavorano con gli Emirati Arabi Uniti e che in ambito penale potrebbero essere impattate da questa ratifica. Quindi dipende un po' dall'attività del singolo cittadino, è difficile fare una classifica. Certamente. Senta, quali saranno ora i prossimi temi di cui si dovrà occupare? Abbiamo diverse questioni all'ordine del giorno, probabilmente verranno discusse tra domani e la prossima settimana, una delle quali... Grazie Presidente. Sì. La sento, questo sì. è un accordo molto importante perché costituisce uno snodo fondamentale per la regione Liguria ed è ampiamente utilizzato sia dai lavoratori che dai turisti, sia dai frontalieri e dai pendolari. Inoltre è molto importante per l'integrazione del settore dei trasporti dell'Unione Europea e quindi è essenziale per il completamento del mercato interno. Pertanto il gruppo Lega Salvini Premier voterà a favore. Grazie. Molto bene. Allora, onorevole, io sento che lei praticamente è in aula, quindi state lavorando e la voglio lasciare ai suoi incarichi. La ringrazio e avremo modo di sentirci presto di nuovo, va bene? Sì, grazie mille, grazie. Grazie ancora, buon lavoro. Sigla. Qui Parlamento. Oh, rieccoci, sono quasi le 18:27 sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie ancora all'onorevole Simone Billi. Ci sono 2 zappe che sono arrivate al 340-670-9659. Signor Antonino, ha visto il filmato come hanno trattato 3 giovani agenti di polizia? Questa gentaglia va presa subito e rispedita con un calcio in culo al proprio paese. Giorgio da Oristano. Giorgio, credo che tu ti stia riferendo, lo diciamo per gli altri ascoltatori, a un video che è stato, se non sbaglio, postato anche sull'account Instagram di Matteo Salvini, non vorrei sbagliarmi, dove si vedeva appunto questo gruppo di Maranza che aggrediva e minacciava dei giovani poliziotti nel pieno esercizio delle loro funzioni. Ti dico questo, io, vabbè, nel caso di questi signori, a maggior ragione, bisognerebbe identificarli e cacciarli. Se poi sono cittadini italiani, c'è un codice penale e va applicato, perché non vedo per quale motivo, se io minaccio un agente di pubblica sicurezza, passo i guai, e se questi vanno in gruppo e minacciano dei ragazzi che stanno facendo il loro lavoro, poi la cosa passa in cavalleria. Questo non lo so. Detto ciò, e riconfermando il nostro rispetto e la nostra solidarietà a chiunque porti una divisa delle forze dell'ordine di questo paese, che quindi ogni giorno cerca di garantire sicurezza in questo paese, stamattina io leggevo un servizio, ora non mi ricordo più se sulla Verità o se sul Libero, ma credo sulla Verità, non vorrei sbagliarmi, dove si parlava della politicizzazione che c'è stata in Inghilterra, soprattutto con questa storia della multiculturalità, sai, questa storia dell'inclusività e quella che di fatto sta spuntando le unghie alla polizia, che non riesce più a garantire quindi la sicurezza e che permette ai Maranza, all'equivalente inglese dei Maranza, di spadroneggiare come meglio ritiene. Ecco, cerchiamo di non arrivare a questo errore noi in Italia, perché mi pare che si stia scatenando, non diciamo una campagna no, ma mi pare che ci sia ultimamente un certo sentimento contro chi porta le divise, che a prescindere deve colpire nel mucchio. La divisa è sacra, perché quella divisa rappresenta il paese, rappresenta i suoi valori, rappresenta le sue leggi. Chi la porta ne deve essere degno, su questo siamo tutti d'accordo.
Attenzione, chi la porta ne deve essere degno. Ma nel momento in cui la porta, nessuno dovrebbe poterlo minacciare o addirittura spintonare, maltrattare, insultare e così via, e filmarlo pure mentre glielo fa. Perché in quel momento sta insultando e denigrando l'ordine costituito di questo paese, l'ordine su cui si regge la società sostanzialmente. Sta dicendo io faccio quello che voglio perché sono legibus solutus, io non me ne frega niente delle leggi, me ne sbatto e quindi faccio quello che mi pare. E una democrazia non funziona così, uno Stato civile non funziona così. In una nazione di leggi nessuno è al di sopra delle leggi. Sai, poi ci sono anche, io ricordo anni fa, un gruppo di tifosi dopo una partita che si misero 30 contro 1 contro un carabiniere, gliele tiravano di tutti, gli tiravano pure le bottiglie. E io scrissi una cosa su Italia Oggi, la riprese anche Vittorio Feltri, e lo ringrazio ancora. E io lo scrissi, cioè siete in 30 contro 1, c'è quello con la pistola, la beretta ne porta 16 di colpi, primo colpo in aria, dopodiché ndo coio coio. Se devo andare via ve ne venite con me. Perché 30 contro 1 al mio paese non è regolare. E quindi io credo che quel carabiniere avrebbe avuto tutto il diritto di difendersi. Invece in questo paese, stranamente, i carabinieri buoni sono buoni soltanto quando vengono ammazzati dalla teppaglia. E questa è una cosa, i carabinieri, i poliziotti pure, ci mancherebbe. Questa è una cosa che io trovo orrenda, perché ci vuole rispetto, torno a ripetere, per chi veste quella divisa. Breve pausa, ci sentiamo Enrico Ruggeri, Il mare d'inverno 1984 e torniamo tra poco. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
L'amica degli animali con Paola D'Amico. 34 minuti e 50 secondi, rieccoci qua sulle magiche onde di Radio Libertà. Avete ascoltato Enrico Ruggeri, Il mare d'inverno, anno di grazia 1984. Il nostro ospite però non si occupa, o meglio, il mare d'inverno è un concetto che la mente non considera. Nel caso del nostro ospite, il mare in qualunque stagione è un concetto che non solo la mente considera, ma aggiungerei, lui ci fa pure i seminari, e i seminari li fa niente meno che alle Maldive, al che uno dice, cavolo, c'è gente così privilegiata che fa i seminari alle Maldive. Ora ve lo spiega lui perché in realtà non sono seminari in cui ci si abbronza, ma seminari in cui invece si lavora e non poco. Paola D'Amico, buonasera. Buonasera Antonino, buonasera a tutte e a tutti voi che siete in ascolto. Sì, ecco, vostra diciamo soavità, a te l'onore e l'onere di presentare il professor Paolo Galli, nostro gradito ospite di stasera. Secondo me è un privilegio avere Paolo Galli in diretta direttamente, tra l'altro dalle Maldive. Lui lo potete vedere su Skype, me come sempre no, per ora, un giorno diventerò tecnologica anch'io. E perché ci spero. Paolo è un professore ecologo, è un professore all'Università Milano Bicocca da molto tempo. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo, posso anche raccontarvi un aneddoto se volete, tanto ormai non mi vergogno più, ho superato l'età della vergogna, perché molti anni fa, quando mi avevano dato in gestione questa pagina La città degli animali, io studiavo, ero piombata sul mondo a me sconosciuto all'epoca, e un giorno un grafico che doveva impaginare, parlavo di pesci anche in queste pagine, ci sono tantissimi esperti in pesci che noi non immaginiamo nemmeno, che hanno il loro acquario in casa, e per parlare con dovizia e non fare errori ero andato dal direttore dell'acquario di Milano, che mi aveva anche dato libri da leggere eccetera. Peccato che poi una cartaceo ma anche il web richiedono, come voi ben sapete, come tu sai, delle fotografie. Io avevo fatto anche lo sport di andare a fare delle fotografie in un centro vicino alla Malpensa dove importavano pesce da tutto il mondo. Peccato che al capografico nostro, che adesso è in pensione, non me ne voglia, non piacevano. E allora a tarda sera, dopo aver fatto un braccio di ferro, io non sono molto prepotente sul lavoro, forse anche nella vita, non lo so, di fatto ho cercato di trattare, però io ero un capo e io ero un semplice redattore ordinario, e quindi insomma ubi maior minor cessat. Risultato, questo mi va a scegliere ore 10 di sera all'ora di chiusura praticamente di una pagina settimanale, quindi i miei capi si aspettavano che io la chiudessi molte ore prima, al mattino addirittura, ma mettere una foto. Io francamente a quell'ora lì era tardi, dovevamo chiudere, mi stavano chiamando tutti, dico vabbè, dico sei tu responsabile, fai un po' tu come vuoi. Il giorno dopo, lo giuro, arrivarono 3.000 mail, ma non solo a me, al direttore De Bortoli. Mi scrisse, facciamo qualcosa da rispondere a tutti. E io cominciai a rispondere con pazienza a tutti. Tra queste mail ne trovai una fantastica di tal Paolo Galli, dell'Unità di Koch, che mi disse con molta gentilezza che se volevo avere qualche consiglio, qualche informazione, io ero a disposizione. Io lo chiamai e mi disse, ci possiamo vedere al bar vicino al Corriere. Lui arrivò in moto, si muove in corso moto, bevemmo un caffè e lo arruolai e dissi, puoi darmi una mano perché io di pesci so nulla, ma i lettori scrivono. E quindi cominciò una rubrica settimanale in questa famosa pagina dove c'era anche all'epoca il grande Mainardi che aveva la sua rubrica. Così nacque la conoscenza con Paolo, che nel tempo è stata un grandissimo arricchimento per me, perché lui è un ricercatore in prima linea, cioè lui i ragazzi, studenti, specializzati, li porta alle Maldive, dove ha avuto l'idea geniale di creare un laboratorio, ma è un laboratorio che non sfrutta l'isola, ma offre anche opportunità di lavoro a chi la vive, perché i ricercatori vanno formati, c'è qualcuno che vi prepara l'ospitalità. Ecco, quindi adesso, a questo punto Paolo vi racconterà lui, perché c'è una notizia, sta scrivendo un bellissimo libro, poi ne parleremo nei particolari anche quando sarà pubblicato a breve, racconti di animali migratori. Sta lavorando sull'isola
a 360 gradi come ricercatore, un ricercatore ormai internazionale, ci può raccontare delle storie veramente belle che io ancora non ho, come dire, piazzato sul Corriere, quindi è un'esclusiva in questo momento di RPL. Quindi lascio la parola a Paolo Galli, benvenuto e grazie di essere collegato con noi. Allora, professore, qual è la notizia? E poi ci racconterà anche del laboratorio. Lei è biologo, ecologo. Allora, qual è la novità? Ma le novità alle Maldive sono sempre tante, perché le Maldive uno pensa sempre, no? C'è questa immagine iconica delle Maldive, palma, spiaggia, mare, aperitivo, hotel, e queste sono le Maldive, punto. In realtà le Maldive succede di tutto, sono un mondo particolarmente incredibile, dove, per farvi un esempio, in questi giorni, cioè se uno sta alle Maldive, guarda, mette il naso non dentro l'acqua, ma fuori dall'acqua, guarda per aria, e vede che ci sono delle libellule molto grandi, di 10 centimetri, questo solo per farvi degli esempi, ok? Però, E uno dice, ma le libellule qua, le Maldive, le libellule qua, le Maldive, poi guardi, studi, ti informi, e queste libellule, che vengono chiamate libellule giramondo, sono delle libellule che dall'India, una volta all'anno, se ne vanno in Africa e utilizzano come stopover, come il nostro posto dove noi in autostrada ci fermiamo a fare benzina, loro lo utilizzano le isole maldiviane. Quindi loro hanno questo ciclo riproduttivo strano, molto particolare, che appunto dall'India fa sì che vadano una volta all'anno in Africa, dove vanno a riprodursi e poi tornano indietro quelli nati. E questo è per dire, no? Questo uno non se lo aspetta dalle Maldive, e questa è una delle cose un po' particolari. Sempre se vogliamo parlare di cose un po', alcune curiosità, e poi magari ci spostiamo, facciamo dei discorsi più generali. sì. Alle Maldive, ad esempio, uno dice, no, c'è la storia che le Maldive le hanno scoperte gli italiani. Nel 1971 Corbyn, adesso non mi ricordo più se era australiano, inglese, non mi ricordo la nazionalità, apre un tour operator in Italia e porta i primi turisti italiani alle Maldive, e da lì si dice che nasce tutto il mito delle Maldive. E in realtà poi, se uno va a studiare, vede che alle Maldive, la cosa è molto più complessa. Ad esempio, le Maldive erano famose nel mondo prima della nascita di Cristo, perché le Maldive erano Laconia, erano il conio del mondo, cioè tutte le monete venivano prodotte alle Maldive. Perché? Perché alle Maldive ci sono delle conchigliette piccoline che sono grandi più o meno come un 50 centesimi, e queste conchiglie ce ne sono talmente tante e sono talmente resistenti che erano ideali per essere utilizzate come monete. Quindi tutto il mondo andava alle Maldive a prendere queste monete, a battere conio alle Maldive, e poi andava in Europa e in Cina. L'ideogramma cinese che rappresenta il simbolo, la parola moneta, è esattamente questa conchiglia maldiviana. Quindi quando uno si mette a studiare, quando uno si mette a cercare di fare delle cose un po' diverse dalla palma e dalla sabbia, vede che ci sono tantissime informazioni, tantissime cose particolari. Parlando in generale, questo è un centro, come ha detto Paola, che io dirigo dal 2009, è un centro situato in mezzo all'Oceano Indiano, che da alcuni anni è riconosciuto anche dall'Unione Europea, perché è un centro d'eccellenza dove siamo riuscito insieme ai miei colleghi a far sì che ci fosse su un'isola abitata dai locali una mini università, 3.000 metri quadrati di campus, con posti dove gli studenti possono dormire o i ricercatori possono dormire, fare ricerca. Abbiamo dei laboratori bellissimi ad altissima tecnologia, e il tutto integrato con la popolazione locale. Questo fa sì che questo centro è stato riconosciuto, è riconosciuto da tutto il mondo, vengono università da tutto il mondo perché si può fare ricerca, e devo dire anche con una logica non campanilista, che ahimè i ricercatori spesso sono maestri, quindi tutti possono venire, è un centro aperto, e ognuno fa ricerca. Adesso vi faccio sempre degli esempi che mi vengono in mente adesso. C'è un collega, circa un annetto fa, mi ha contattato un collega austriaco che è un fisico, ok? Lui di mare proprio Zero. Zero, si andrà a bere l'aperitivo come la stragrande maggioranza delle persone. E questo fisico di lavoro, lui studia
i modelli il comportamento delle persone in situazione di panico, ok? Quindi Fantastico. come fai a capire cosa succede quando c'è un momento di panico? Adesso spero che non succeda mai, c'è una bomba, c'è un terremoto, c'è una calamità, c'è qualsiasi cosa. Beh, lui per studiare, per fare i modelli matematici, studia il panico che provano i pesci quando vengono attaccati dagli squali. Quindi viene da noi con un drone, riprende i banchi di pesce e quando vede uno squalo che si butta in mezzo al banco di pesce, lui studia come questi pesci si scappano, perché dice che è esattamente quello che fa la gente. E cioè, questo per dire, no, le cose. Poi ovviamente facciamo le cose che uno si aspetta, studiamo i coralli, studiamo la biodiversità, studiamo l'inquinamento, studiamo le microplastiche, ma questo è un centro dove veramente ognuno può fare di tutto. E poi il tutto l'abbiamo anche nel tempo, negli anni, si è anche allargato, cioè sempre dando delle pillole. Ad esempio, noi collaboriamo molto bene con l'Acquario di Genova. L'Acquario di Genova, per dire, una delle ultime cose che abbiamo iniziato a fare come studi sono le mangrovi, lo studio delle mangrovi, che sono queste piante che vivono con le radici immerse in acqua, dove ci sono anche alle Maldive. Beh, loro adesso hanno ricostruito una vasca esposta al pubblico con questo ecosistema, con queste piante, dove noi facciamo gli esperimenti, andiamo a vedere le sostanze che vengono prodotte da queste piante e tutte queste cose. Con l'Istituto Italiano di Tecnologia stiamo studiando, ad esempio, nuovi materiali che possono essere utilizzati per facilitare la crescita dei coralli, quindi siamo veramente interconnessi da 100.000 punti di vista e di qui io ve ne potrei raccontare 100.000. Ad esempio, una delle cose che quando si parla degli squali, uno pensa sempre, non so, gli squali, allora, gli squali o li sentiamo perché attaccano le persone, Sì. è successo qualche settimana fa, ok? E poi se vogliamo possiamo anche entrare in qualche riflessione su questi attacchi, oppure li sentiamo quando si dice ma vengono ammazzati perché gli tagliano le pinne, perché le pinne vengono utilizzate nei mercati orientali come Sì, la cibo. zuppa. La zuppa così, ma in realtà ci sono anche altre cose molto positive. Ad esempio, ci sono degli scienziati che hanno studiato la pelle degli squali. La pelle degli squali è fatta in un certo modo che le rende perfettamente idrodinamiche, ok? Non c'è attrito, cioè vanno via veloci come gli squali, per fare una battuta banale. E beh, qualcuno l'ha studiata e ci sono degli aerei, ad esempio l'Airbus 380, quello a 2 piani, la superficie delle ali ha delle zigrinature che ricordano la pelle degli squali, perché così risparmia l'1%. È poco, sì, è poco, però l'1% su grandi quantità di carburante sono sempre delle grandi cifre, no? Quindi c'è tutta una serie di cose che si possono fare, si possono apprendere dal mare e tanto ancora da scoprire Ma su questo. Paolo, se non ricordo male, anni fa tu studiasti anche come i batteri restano attaccati, no? alla pelle dei pesci, che nonostante l'attrito che c'è, no? O sbaglio, mi ricordo male. E dunque, allora, no, sui batteri no, avevamo studiato dei parassiti che crescono sopra ci sono dei parassiti che crescono sopra i pesci, non sono batteri, sono parenti dei batteri, e questi parassiti si attaccano alle branchie dei pesci producendo una specie di colla, una specie di attack, ok? Perché questi parassiti cosa vogliono fare? Vogliono stare attaccati alle branchie dei pesci, ma non vogliono ammazzare il pesce, perché sarebbe come ammazzare la loro risorsa, ok? Vogliono solo rimanere attaccati e poi mangiare, sì, effettivamente lì un po', staccargli un po' dei pezzetti di cellule delle branchie. Beh, allora loro si sono inventati tutta una tecnica iper raffinata per rimanere attaccate alla pelle, alle branchie dei pesci senza fare danno, ok? Quindi questa era una delle cose che noi abbiamo studiato in passato. E tutta questa cosa di studiare gli animali per avere, se vogliamo, un qualche vantaggio da parte dell'uomo, beh, si chiama biomimetica, di cui, cioè imparare dalla natura per fare qualche cosa che serva all'uomo, di cui il grande maestro alla fine è sempre lui, Leonardo da Vinci, no? Quando cercava di rifare l'ala dell'uccello faceva biomimetica, poi non ce l'ha fatto perché i suoi legni pesavano tanto, però alla fine l'idea era quella, e di queste cose ce ne sono 100.000. Quindi
bene, noi siamo in grado di ospitare fino a 40 persone al giorno, normalmente arrivano circa 400 persone in un anno in questo centro, molti sono internazionali ed è bellissimo perché tutti dicono che è pazzesco questo centro, perché in mezzo all'Oceano Indiano aver costruito questo laboratorio che funziona, che ha tutte le cose perfette, è un grande vanto. E poi mi permetto di dire, no, noi diciamo sempre gli inglesi hanno fatto, i francesi, qua gli italiani hanno fatto questa cosa che è veramente notevole, poi, che ci viene riconosciuta. Ormai, Paolo, 10 anni fa tu sei riuscito a portare in Italia per Expo, no? Anche le isole che avevano, come dire, un gap economico, cioè non era facile per delle isole così, dei paesi così non certo ricchi come i nostri, arrivare in Italia. Se non ricordo male, tu sei riuscito anche a portar loro. Sì, Expo, abbiamo bene. coordinato il padiglione Maldive quando nel 2015 sono venuti in Italia. E Piccolo poi padiglione, abbiamo lavorato bene, ci è stato riconosciuto anche la gestione del cluster Isole Mare Cibo, quindi tutto il cluster che conteneva tutti i paesi che si affacciano o che hanno una forte relazione col mare erano coordinati da noi, da Bicocca, dall'Università di Bicocca. Quindi sì, è veramente interessante come cosa, come... Professore, prego Paola, prego. Prego, no, scusami Antonino, non ti volevo interrompere. No, Vai, professore, una domanda per dopo. Sì, anch'io ho una domanda per lei. Una decina d'anni fa io sono stato ospite al Salon Aléotique che si è tenuto in Marocco e in particolare si parlava dell'inacidimento dell'acqua dei mari che sarebbe aumentato gradualmente nel corso dei secoli. Si portava come esempio il fatto che per esempio le barriere coralline molto spesso muoiono e il segnale che muoiono è perché sbiancano, perdono quel loro colore. A maggior ragione il loro colore che è quello appunto corallo. A maggior ragione le chiedo, c'è qualcosa che si può fare specie per le barriere delle Maldive e per salvare le Maldive? Allora, la risposta è sì. Allora, i cambiamenti climatici stanno mettendo a dura prova la biodiversità del pianeta, noi possiamo fare delle cose. Allora, innanzitutto cosa succede? Quando aumenta la CO2 ha due effetti. La CO2 ha due effetti. La prima è... Scusa, solo un secondo che dico se fanno silenzio le persone. Ecco, perché il professore lo diciamo per chi ci sta ascoltando, il professore in questo momento è in diretta da Malé, dalle Maldive, e lì sono le 22:52, per cui è anche abbastanza tardi. Prego, professore, che così andiamo a chiudere, prego. Ecco, sì, no, scusate. Allora, quando aumenta la CO2 succedono due cose. La prima cosa è abbiamo l'effetto serra, cioè la CO2 aumenta in atmosfera, i raggi solari entrano e fanno fatica ad uscire, quindi il pianeta si riscalda. Ma la CO2 viene anche assorbita dall'acqua. Quando la CO2 viene assorbita dall'acqua si trasforma in acido carbonico, che è un po' come l'acido acetico, che scioglie lo scheletro dei coralli che è di carbonato di calcio. Ok? Quindi l'acidificazione avviene perché la CO2 si scioglie in acqua e forma l'acido acetico, l'acido carbonico. E i coralli muoiono quando la temperatura dell'acqua supera i 30 gradi e si parla di bleaching perché quando muoiono i coralli liberano il tessuto e sotto il tessuto c'è uno scheletro che è costituito da carbonato di calcio che è di colore bianco e quindi si parla di bleaching che in inglese vuol dire sbiancamento. Ok? Sì. E poi se aumenta l'acidificazione, siccome il carbonato di calcio è molto sensibile e lo scheletro è molto sensibile all'acidità, questo acido scioglie lo scheletro e quindi è una tragedia. Quello che si può fare però è ad esempio la coral restoration, restauro delle scogliere coralline. I coralli quando muoiono non è che sono morti e noi ci dobbiamo disperare, ci disperiamo, però si può fare qualche cosa. Quindi i coralli ancora vivi possono essere gestiti un po' come se fosse un vivaio, quindi prendo dei pezzetti di coralli, li faccio crescere come se fosse un vivaio, una volta che sono cresciuti li ripiantumo dove c'era la barriera corallina, e la barriera corallina rinasce. Questa tecnica che prende il nome di coral restoration, di restauro della scogliera corallina, ecco, gli italiani sono molto bravi e devo dire che la mia università, il mio gruppo,
è veramente bravo a fare questo restauro. Sì, quindi non dobbiamo disperare. Paola, Oh, dimmi tutto. vai tu, avevi una domanda? No, domanda è se com'è la popolazione che vive sui cieli delle Maldive, gli uccelli, perché sono un tema a me molto caro, esattamente come chi vive sotto il pelo dell'acqua, gli animali che vivono sotto il pelo dell'acqua. Allora, di specie di uccelli ce ne sono diverse e alle Maldive gli uccelli hanno alcune difficoltà perché sta diminuendo, ovviamente molti degli uccelli che sono alle Maldive sono degli uccelli che si nutrono di pesci e anche alle Maldive la quantità di pesce sta diminuendo, anche in questo caso gli uccelli possono avere dei problemi. E poi, vabbè, c'è anche una cosa che a volte, ecco, su questo devo dire che non sono ovviamente per niente d'accordo. Purtroppo a volte il turismo va incontro a esigenze sbagliate del turista. Quindi, siccome ai turisti piacciono i cocoriti, gli uccelletti colorati, alle Maldive si stanno riempendo di tutta una serie di uccelletti esotici che non hanno niente a che fare con l'ecosistema maldiviano, uccelletti che arrivano dai Caraibi, quindi da un altro oceano, che li stanno utilizzando per fare contenti i turisti, e questo non va tanto bene. Poi, vabbè, ci sono delle specie che non sono uccelli, ma che sono dei mammiferi volanti, quindi sto parlando della sorta di pipistrelli, si chiamano volpe volanti, che ci sono alle Maldive, anche in questo caso, che sono degli uccelli, sono dei mammiferi volanti frugivori che si nutrono di frutta, che sono molto importanti perché permettono di portare i semi, spargere i semi tra le diverse isole, aumentare la biodiversità. E ecco, anche loro adesso stanno diminuendo di numero perché sono molto pressati dai cambiamenti antropici che si verificano anche sulle isole dei locali, dove a volte vengono tagliate le piante, quindi loro non hanno più lo spazio dove vivere, quindi insomma c'è un po' una tragedia. Professore, no, siamo in chiusura. Sì, Paola. No, questo ci permette anche di commentare che il rispetto, la sostenibilità è quella che intende Paolo con lo studio e la condivisione anche, no, dei progetti sul territorio, non certo quella di chi va, faccio l'esempio di quelli che vanno a farsi cocktail super particolari in cima alle montagne o con l'elicottero, no? Perché è faticoso anche scalare le montagne in inverno o anche d'estate. Quindi il turismo veramente andrebbe bacchettato e riportato a dei livelli di civiltà, perché io considero incivile chi va in montagna appunto a 3.000 metri nei super maxi rifugi di lusso, così come chi va a cercarsi di avere l'animaletto che piace per poter star bene. Si sta bene anche godendo della bellezza in un posto con quello che il posto offre. Questo, scusate, è il mio Sì. Condivido. Condivido anch'io. Professore, andiamo in chiusura perché purtroppo abbiamo ancora solo 2 minuti. Intanto io voglio ringraziare Paola D'Amico perché questo è un bello spazio questa sera che abbiamo riempito in maniera molto interessante, come sempre del resto quando c'è la nostra Paola. Però allora a maggior ragione le chiedo, visto che sono quasi le 23 lì a Malé, che si fa domani? Domani si torna in realtà, perché adesso abbiamo preparato tutta la stagione, nei prossimi giorni ci saranno giù i miei studenti, ci saranno giù gli studenti di turismo, e quindi proprio per quello che diceva la Paola, tutti devono essere educati, e soprattutto chi si occuperà di turismo dal punto di vista lavorativo, e ci portiamo a casa però dei grandi lavori. In questi giorni abbiamo avuto la possibilità di salire su una nave oceanografica Ocean X, che possiede un sottomarino che è in grado di andare a meno 1.000 metri di profondità, e abbiamo preparato quello che succederà ad agosto, cioè una discesa a meno 1.000 metri di profondità nelle montagne sottomarine, dove nessuno sa niente. Quindi a domanda cosa vi aspettate di trovare, nessuno lo sa, non abbiamo la più pallida idea. Quindi, come si dice sempre, l'uomo è andato sulla Luna, Paolo, ma in fondo al mare facciamo ancora fatica ad andarci. Quindi è un'esclusiva
è un'esclusiva di Radio Libertà stasera, e questa notizia Direi. non è ancora circolata, quindi siete i primi tra tutti, e noi li seguiremo molto vicino a noi in generale, insomma. È un tema affascinante questo, un'idea di Paolo. Ed è tra l'altro un orgoglio della ricerca italiana. Paola, a te la chiusura. Senti, io posso soltanto ringraziare chi è in ascolto, ringrazio te di questo spazio che ci dai, e Paolo Galli, che ripeto, io seguo, ma seguiremo insieme, perché ogni giorno si sveglia con un'idea nuova e affascinante, ed è veramente un piacere averlo conosciuto e continuare a poter essere tra i suoi, diciamo, riferimenti. Grazie Paolo, grazie Antonino, buona serata. Grazie a te, grazie a voi, grazie Antonio. Grazie a entrambi, noi chiudiamo questo spazio, andiamo in pausa e poi ci ritroviamo con Piero Piccioni, Samba Fortuna del 1968, dal medico della mutua, perché ora si parla di medicina. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. A te la linea. Grazie Lorenz, impossibile restare fermi quando si ascolta la Samba Fortuna, che è un altro dei tormentoni del film Il medico della mutua del 1968 con Alberto Sordi. L'autore è come sempre Piero Piccioni. Le 19, 3 minuti e 42 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. A proposito, mi sono dimenticato di dirvi che il disco start con cui abbiamo aperto la trasmissione è Let It Whip del 1982 della Death Band, o Orbene. Due zappe meritano risposta, dopodiché passiamo a questo segmento, a questo faccia a faccia con il dottor Federico Frusone. Allora, mi viene scritto da Gio: che senso ha, Antonino, dire donate il sangue, chi salva una vita umana salva il mondo intero, se poi si approva il massacro che sta compiendo Israele. Israele non sta compiendo un massacro, Israele si sta difendendo. Il massacro lo fa Hamas con la sua caparbietà nel non voler liberare
gli ostaggi israeliani che, ti ricordo, sono stati presi il 7 ottobre del 2023 per volontà di Hamas, che ha fatto una strage, ha fatto un massacro. Il massacro lo hanno fatto loro. Se il 7 di ottobre non avessero fatto niente, noi non saremmo qui a discutere di tutto questo. Altra cosa, è nella cultura israeliana, nella cultura ebraica, così si può evincere anche dalle sacre scritture, la difesa della vita a qualunque costo. Se fosse un po' più chiaro, se ci fosse un po' più di informazione e non soltanto la propaganda di Hamas, magari scopriremmo che negli ospedali israeliani molto spesso vengono curati i palestinesi, proprio perché chi salva una vita umana salva il mondo intero. Dubito che negli ospedali di Hamas, che vengono usati invece come basi militari, dubito che in quegli ospedali si curerebbero pazienti ebrei. Bene, andiamo avanti con Maurizio. Ciao ai molti clandestini che arrivano sul nostro territorio illegalmente, oltre che cibi, assistenza medica, vestiti e letti, anche avvocati pagati da noi per farli restare. Al carabiniere e colleghi che fanno servizio devono pagarsi laute parcelle di avvocati per anni. Bell'Italia, ben godi per criminali. Ecco perché arrivano da tutto il mondo. A casa loro non potrebbero farlo come delinquenti, perché arresto a vita o peggio. Belli spot di impunità. I nostri agenti devono pagarsi gli avvocati e i cittadini fare le collette per gli avvocati. Non è giusto cambiare la legge, Maurizio. Ma la difesa, il concetto di gratuito patrocinio garantito a tutti è principio di civiltà giuridica garantito dalla Costituzione. Non c'entra niente col controllo delle frontiere. Una cosa è l'immigrazione e la sua gestione, e un'altra è garantire a chiunque la libertà e il diritto a difendersi in un tribunale, proprio perché noi non siamo i paesi con la frusta, non siamo i paesi dove le ragazze che si mettono in reggipetta e mutandine perché c'è una regola religiosa che è diventata anche regola politica, impone loro di andare col cencio, come lo chiamava Oriana Fallaci, e poi quelle ragazze che fanno questo gesto di protesta vengono mandate in manicomio e lo Stato che le manda in manicomio dice era una povera pazza. O i talebani che impediscono alle donne adesso anche di potersi affacciare a una finestra. Così, per dire, c'è differenza tra noi e altri. Va bene, allora adesso noi per il momento concludiamo questo nostro viaggio nella sanità questa sera ascoltando il faccia a faccia col dottor Federico Frusone, che è un senologo e soprattutto lui si occupa di animare la pagina H3 Medicine. Anche lui ha voluto parlare con me, lo ringrazio del suo tempo e della sua cortesia, ha voluto parlare con me di medicina, soprattutto di specializzandi. State a sentire che cosa mi ha detto. Andiamo pure, Lorenz. Allora, il nostro ospite di questa sera è il dottor Federico Frusone. Il dottor Frusone è un senologo, in particolare chirurgo senologo. In particolare lui si occupa di fare divulgazione con il suo profilo anche Instagram, il senologo di quartiere. Lui si occupa anche di H3 Medicine, questa interessante pagina Instagram dove lui parla del lato ruvido della medicina, e questo lato ruvido della medicina si traduce in una parola che adesso useremo e che probabilmente al dottore darà molti spunti di riflessione, e cioè specializzazione, specializzandi. Dottore, intanto grazie al suo tempo, grazie alla sua cortesia, ma quello che io le vorrei chiedere è questo. Da quando è cominciata questa trasmissione nel 2020, altri suoi colleghi intervistati nel tempo hanno detto: guardate che il tempo sta scadendo, perché l'anno 2025 sarà l'anno dello spartiacque. In quell'anno noi avremo la carenza di medici specialisti, e ce l'avremo perché sostanzialmente tutti i colleghi o buona parte dei colleghi che sono entrati in servizio negli anni '80 andranno in pensione, e poi perché la pianificazione è stata sbagliata. Ora lo chiedo a lei, dottore, siamo arrivati a questo 2025, l'apocalisse è vicina oppure era soltanto, diciamo così, una previsione millenarista? Buonasera e grazie dell'invito. Allora, il tutto deriva da uno studio che è stato effettuato l'anno scorso da ALS e ANAMASUMED, che sono due associazioni molto importanti del settore.
e hanno praticamente preso in esame la percentuale di medici che stanno andando in pensione in questi anni con il numero dei medici che stanno entrando in medicina e che si stanno specializzando. E in effetti, guardando i dati, ci sono alcuni anni in cui c'è un surplus di medici che vanno in pensione, che appunto dovrebbe raggiungere il picco intorno a questi anni, e un ammanco di medici specialisti. Quindi in realtà in questi anni c'è un deficit di medici, soprattutto specialisti. Quello che si sta cercando di fare, in realtà con una programmazione sanitaria non troppo adeguata, è aumentare molto gli ingressi a medicina, però aumentando non in maniera adeguata l'ingresso in specializzazione. Quello che succedeva fino a qualche anno fa è che c'era il cosiddetto imbuto formativo, quindi c'erano molti medici che si laureavano, ma non tutti avevano dei contratti di specializzazione. In questi anni li stanno avendo, ma grazie anche ai fondi del PNRR. Questi fondi però andranno a calare dei prossimi anni e si teme che si ritornerà a un periodo in cui per tutti i medici che si laureano non ci saranno altrettante borse di specializzazione. Non è l'unico percorso in realtà per un medico fare una specializzazione, ma diciamo che è il percorso che gli consente di avere la più alta specializzazione, il più alto tipo di formazione. E alla fine gli specialisti sono quelli che popolano gli ospedali italiani, molto di più di altre figure professionali. Beh, certamente, non vado all'ospedale per cercare il medico generico. Esatto. Ma allora quindi mi faccia capire bene, in pratica si sta preparando un futuro nel quale noi esporteremo dei medici infarinati su tutto, ma non specializzati. Sì, questo è il rischio. In realtà c'è un altro rischio, cioè il rischio che addirittura facendo una programmazione sanitaria non adeguata al contesto, ci potrebbe essere in realtà un surplus in un certo lasso di tempo di medici specializzati, ma in realtà un deficit di posti nel Servizio Sanitario Nazionale, perché il tutto deve essere adeguato, perché dovrebbero esserci tanti medici laureati quanti posti di specializzazione e tanti posti di specializzazione più o meno quante possibilità di lavoro nel settore pubblico. Adesso invece, cosa che si connette anche col problema delle liste d'attesa, il fatto è che non ci sono abbastanza fondi nel Servizio Sanitario Nazionale per assorbire tutti i medici specialisti che ci sono. Facendo un discorso generale, poi andando più nello specifico, il discorso cambia molto a seconda della specializzazione, perché ce ne sono alcune, diciamo, molto gettonate, dove tutti i contratti di specializzazione ricevono degli specializzanti, altri invece che vengono quasi deserte, come le specializzazioni in medicina d'urgenza e chirurgia generale. Qua addirittura mancano gli specializzanti perché le condizioni di studio in specializzazione e lavorative dopo non sono reputate idonee per un lavoro tranquillo. Quindi il discorso è parecchio complesso in realtà, se lo andiamo a sviscerare. Quindi rischiamo pure di arrivare al pronto soccorso e non trovare un medico specialista pronto a intervenire. Cioè, davvero sì. Il futuro sono i medici cubani, come ha fatto la Calabria? Quello in realtà sì, non penso sia il futuro, però diciamo che è uno delle possibili ancore di salvezza che alcune regioni stanno cercando di attuare. Un altro è quello del ricorso dei medici gettonisti, cioè il ricorso a delle cooperative che forniscono dei medici libero professionisti per tappare dei buchi piccoli all'interno di alcune strutture particolarmente carenti, come appunto i pronto soccorso. Quello che sta succedendo adesso è che, visto che nel settore pubblico gli stipendi sono più o meno bloccati da parecchi anni, e lo stipendio è maggiore facendo il gettonista, quindi lavorando in libera professione, molti medici che sono attualmente dirigenti medici, quindi assunti a tempo indeterminato nelle strutture pubbliche, si licenziano per andare a fare i medici gettonisti. A questo il ministro Schillaci ha cercato di dare un freno,
con una legge che è uscita l'anno scorso, però il problema di fondo è cioè il problema è che per il carico di lavoro e il carico di responsabilità e spesso un carico di ore aggiuntive che si devono fare per cercare di tappare tutti i buchi, il compenso non è adeguato e quindi la conseguenza è che molti medici, soprattutto medici infermieri che lavorano nei pronto soccorso, si dimettono o vanno in pensione prima e alcuni di loro ritornano nel pronto soccorso ma come gettonisti. Mi ricorda una cosa che è successa negli anni 90 all'aeronautica militare. A un certo punto tanti piloti, l'aeronautica si trovò in difficoltà sotto organico, perché tanti piloti appunto si congedavano e preferivano andare a fare i piloti di linea perché erano pagati meglio. Insomma, qua mi pare di capire che il problema viaggia su due binari. Da un lato ci sono alcuni settori nei quali gli specialisti ci vorrebbero come pane, ma sono pagati malissimo nel pubblico. Dall'altro lato resta il fatto che per effetto di una pianificazione, diciamo, non molto precisa, per non dire sbagliata, noi passeremmo nel giro di poco tempo dalla penuria di specialisti a troppi specialisti o addirittura a medici specialisti che saranno formati, preparati e probabilmente dovranno andarsene fuori a lavorare all'estero. Io nei mesi scorsi, per esempio, ho sentito il presidente del Nursing Up, il sindacato degli infermieri. Lui mi dice che, per esempio, l'Italia è diventata il grande lago della pesca dei norvegesi e degli svedesi, cioè il loro famoso welfare state. Vanno a cercare infermieri già formati, gli dicono: lo svedese, il norvegese te lo insegniamo noi, non ti preoccupare, però ti paghiamo meglio e ti inseriamo nella nostra struttura, tanto sei già formato. Qui che facciamo? Regaliamo cervelli all'estero? Purtroppo sì, è quello che succede soprattutto con le materie STEM, cioè non solo medicina ma anche matematica, biologia, ingegneria soprattutto. Il fatto è che c'è questo divario tra la formazione universitaria, che comunque nonostante i tagli che molti governi hanno fatto resta una formazione di altissimo livello, e poi le possibilità lavorative che in realtà non sono commisurate al tipo di skills che si raggiunge con l'università. Quello che succede, visto che adesso lo scambio e insomma, i viaggi tra paesi sono molto più veloci, è che è anche in realtà lo scambio di informazioni tra specialisti è molto più veloce, sia con i congressi sia con i programmi Erasmus che fanno i ragazzi all'università, cosa che ho fatto anch'io. E quindi un medico che magari è specialista e si comincia a fare un po' di conti in tasca e vede, qua mi pagano, consideri che uno specializzando viene pagato in netto 1.500 euro al mese, e che magari in una città come Milano basta, dove gli affitti sono anche a 1.000 euro a monolocale. Va in Germania e già lo stipendio sale a 3.000-4.000 euro, in Svizzera ancora di più 7.000 euro, in Svezia, nei paesi nordici più o meno stiamo lì, e quindi si fa questi conti in tasca. Poi c'è tutto il discorso del welfare che nei paesi del nord Europa è molto sviluppato, e questo vale anche soprattutto anche per gli specialisti. Quindi già per gli specializzanti vengono pagati molto di più, da specialisti poi si hanno maggiori tutele e uno stipendio più alto. Quindi in realtà tutto questo si traduce con una qualità di vita maggiore. Decisamente. Dottore, ma allora se questa è l'anamnesi, qual è la cura? La cura è una delle cure più antiche, cioè aumentare le tutele per i medici e anche gli stipendi nel pubblico. Solo che è una cura molto difficile, perché sappiamo che in tempi di crisi i fondi sono sempre pochi e la coperta è corta. E quindi è concettualmente difficile fare una cosa del genere. Ci si sta provando, e anche nell'ultima legge di bilancio ci sono alcune procedure, alcuni provvedimenti che stanno migliorando la situazione degli specializzandi, e attualmente è in discussione il rinnovo del contratto per i medici ospedalieri, però ancora non basta, perché il divario tra l'Italia e gli altri paesi rimane alto
e quindi rimane alta la tentazione di andare all'estero. Il fatto di prendere medici da altri paesi è perché quegli altri paesi sono paesi come appunto Cuba o anche l'India, dove i medici vengono pagati di meno. È la stessa cosa che succede con gli operai, perché molte fabbriche dimensionano e spostano le catene produttive magari nei paesi come Albania, eccetera, perché costa di meno la manodopera, e così costa di meno la manodopera di un medico magari cubano o indiano al confronto di un medico italiano. Dottore, ma se le cose stanno così, no? Davanti a un ragazzo che viene da lei, che venisse da lei stamattina in studio e le dicesse: dottore, io mi sento il sacro fuoco, voglio fare il medico specialista in questo paese, lei che cosa gli risponderebbe? Cambia strada? Che cosa gli direbbe? Beh, questo mi succede tutti i giorni. Ecco. E gli do risposte diverse a seconda della specializzazione che vuole fare, perché ora come ora con specializzazioni mediche dei servizi dove c'è anche uno sbocco sul privato, come per esempio una per tutti dermatologia o cardiologia o pediatria, ancora vale la pena, perché anche se nel sistema sanitario nazionale magari entri ma sei operato di lavoro e lavori male, hai sempre la possibilità di lavorare nel privato che si sta anche espandendo. Se invece punta a una specializzazione molto faticosa, dove ci sono pochi sbocchi nel privato, come molte chirurgie, e chirurgie dove anche la qualità formativa pratica degli specializzandi è minore rispetto alla qualità formativa delle specializzazioni mediche, gli dico di pensaci, o pensa a una specializzazione o in toto o qualche anno all'estero. Perché appunto, essendo molto diversa la situazione tra una specializzazione e l'altra, qui bisogna fare dei distinguo. Quindi c'è questo grosso divario tra alcune specializzazioni e le altre, soprattutto tra alcune mediche e le chirurgiche. Dottore, per concludere, una domanda che esula dal nostro colloquio, ma parlo direttamente al medico specialista. Lei è senologo, ma esatto. Perché è diventato una piaga il tumore al seno nelle donne? Questa è una domanda da $1 milione. E per due motivi. Il primo è che semplicemente si trovano di più i tumori al seno. Quindi rispetto a anni fa in cui le tecniche diagnostiche erano un pochino meno sofisticate, adesso si sono fatti passi da gigante, soprattutto con la mammografia in tomosintesi, con la risonanza, e quindi si trovano banalmente più tumori più piccoli, e quindi il numero sale, perché quelli che prima non si trovavano adesso si trovano, quindi il numero sale. E in secondo luogo perché nella società di adesso ci sono una serie di fattori di rischio aggiuntivi sullo sviluppo di tumori in generale, soprattutto dal punto di vista di cancerogeni ambientali, cancerogeni legati al cibo, uso di cibi ultraprocessati, eccetera. E tutto questo fa sì che anche il cambiamento della società, con le donne che spostano sempre più avanti l'età in cui pensano alla gravidanza, tutti questi fattori si sommano e fanno sì che il rischio di tumulazione, il numero di casi, salga sempre di più. Però è anche vero che anche se sale il numero di casi, sale anche la sopravvivenza nei paesi più sviluppati, perché ogni anno che passa ci sono sempre nuove armi e sempre più precise per fare in modo che il tumore al seno diventi un po' come alcuni tumori della tiroide, quindi magari un incidente di percorso, però un incidente di percorso curabile. Tanto che ora come ora più del 90% delle pazienti lo vive come un incidente di percorso, quindi si fa un piccolo intervento, una terapia adiuvante dopo, e poi la vita scorre come prima. E questa è la cosa più consolante, segno appunto del fatto che la qualità degli studi e la qualità anche della preparazione nel nostro paese permette di raggiungere appunto dei risultati del genere, e di questo c'è da essere grati ai medici italiani e alla loro formazione. Dottore, senta, per concludere, Gianni Minà dice che la domanda finale del bravo intervistatore deve essere questa, e allora gliela pongo.
che cosa farà domani? Domani cos'è? Mercoledì. Domani mi tocca una mattinata in ambulatorio e un pomeriggio di scrittura libri, quindi una giornata a metà. Bene, ma nel caso dovesse bussare qualche specializzando, immagino sarà pronto a consigliarlo. Come sempre, come tutti i giorni. Penso che succederà anche domani. Grazie ancora, dottore. Grazie a lei. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. A te la linea. Grazie Lorenz, le 19:25 minuti e 14 secondi ora sulle magiche onde di Radio Libertà. 0292947222. Da questo momento il telefono è aperto, potete telefonare, insomma, dire la vostra su quello che vi abbiamo raccontato finora, su quello che accade in questo nostro vasto mondo. Certamente resta il fatto, questa è un'osservazione interessante che ha fatto il dottor Frusone, lo ringrazio ancora, vale ancora la pena fare specializzazioni in questo paese, per esempio nella cardiologia, ma anche i medici del pronto soccorso, eccetera, eccetera. Insomma, ha ancora senso fare il medico in Italia? Sì, anche se non è facile, anche se non c'è rispetto come dovrebbe essere, non c'è rispetto invece per la qualità e l'impegno di questi ragazzi che mettono del tempo e dei soldini non da poco, che vengono pagati, magari fanno dei lavori serali, magari lavorano l'estate per pagarsi le tasse universitarie, c'è la famiglia che paga, eccetera, eccetera, eccetera. Dopodiché tu arrivi 1.500 euro al mese. Non è giusto. Non è giusto per un impiego del genere, per un impegno del genere, non è assolutamente giusto. Andiamo a dare un'occhiata nel frattempo alle agenzie. Naturalmente le aperture sono tutte per Cecilia Sala, poi abbiamo l'ONU che parla di Trump, siamo qui sull'ANSA, ONU minaccia Trump. La carta è molto chiara sulla sovranità. Il presidente eletto mostra su Truth una mappa con il Canada da parte degli USA e chiede alla Corte Suprema di bloccare la sentenza per il caso Stormy Daniels. A Los Angeles abbiamo detto almeno 80.000 evacuati e 2 morti per gli incendi, tutti i residenti sono in pericolo. Il caso Rami al Corvetto di Milano, i PM valutano l'ipotesi dell'omicidio con dolo eventuale. Al momento un carabiniere è indagato per omicidio colposo stradale. La madre, la verità sta uscendo, dopo 45 giorni ho dormito. Cucchi, c'è chi non merita la divisa. Sentite cosa scrive allora l'ANSA. Ci saranno valutazioni in procura a Milano anche sulla possibilità di contestare l'ipotesi di reato d'omicidio volontario con dolo eventuale nel caso della morte di Rami El Gammi, il 19enne che su uno scooter guidato da un amico, Fares Busidi, scappava dai carabinieri lo scorso 24 novembre, cioè in relazione ai filmati, agli atti che mostrano le fasi dell'inseguimento. Al momento il carabiniere che era alla guida è indagato per omicidio colposo stradale assieme a Busidi. Gli inquirenti però, da quanto si è saputo, dovranno valutare anche l'ipotesi di omicidio con dolo eventuale nel caso da contestare a uno o più carabinieri. Da quanto risulta, al momento, oltre al carabiniere che era alla guida della macchina che ha inseguito lo scooter nelle fasi finali, 8 chilometri di inseguimenti in totale, accusato di omicidio stradale, così come Busidi, l'amico di Rami, sono indagati altri 2 militari per reati che vanno dalla frode processuale e depistaggio al favoreggiamento. Anche le posizioni degli altri 3 carabinieri, 3 in totale le pattuglie dell'inseguimento, sono al vaglio nell'inchiesta coordinata dal procuratore Marcello Viola, dalla giunta Tiziana Siciliano e dai PM Marco Cirigliano e Giancarla Serafini. L'elenco degli indagati, da quanto si è saputo, potrebbe allungarsi, così come potrebbe essere contestata anche l'ipotesi di falso per l'annotazione di servizio sui fatti di quella notte. Le valutazioni principali però andranno fatte sulla ricostruzione dello scontro tra l'auto e lo scooter,
tra via Ripamonti e via 40, che ha portato alla morte del giovane. Da ciò si evince dalle immagini acquisite, si potrebbe anche arrivare a contestare a uno o più carabinieri l'ipotesi di omicidio volontario con dolo eventuale, ossia con l'accettazione del rischio che l'evento mortale si verificasse. Nelle immagini riprese da un'auto dei carabinieri agli atti dell'inchiesta si vede un primo impatto tra la gazzella dei militari e lo scooter. Dopo questo primo speronamento la moto non cade e si sentono in successione diverse frasi dei carabinieri. Una prima, vaffanculo, non è caduto, pronunciata subito dopo il primo scontro. Una seconda simile nel corso dell'inseguimento, chiudilo, chiudilo, no merda, non è caduto. Infine la terza, quando sembra effettivamente esserci un ulteriore contatto mentre i due mezzi sono praticamente attaccati, come testimoniano le immagini di una telecamera del comune. I due ragazzi perdono il controllo del mezzo, a quel punto i carabinieri avvertono via radio che i due sono caduti in via 40. Un loro collega risponde sempre via radio, bene. Dalle immagini pare che il 19enne possa essere rimasto schiacciato tra l'auto e il palo di un semaforo, perché la macchina e lo scooter, come si vede, si schiantano quasi nello stesso punto. C'è rabbia tra i ragazzi, per lo più italiani di seconda generazione del quartiere Corvetto, dopo la pubblicazione del video sulla morte di Rami, seguita da proteste con incendi e vandalismi. Le tasse delle forze dell'ordine le paghiamo tutti, italiani, stranieri, uguale, dice un ragazzo al bar di piazzale Gabriele Rosa, all'angolo con via Monpiani, dove vive la famiglia del giovane morto. Ma con noi non fanno così, al Corvetto sono così, in centro voglio vedere. I carabinieri di quel video? Ma loro fanno così, maledetti sbirri, dice un altro. Noi abbiamo detto a tutti niente azioni in nome di Rami, spiega il presidente della comunità egiziana di Milano, Ali Arshah. Ma la rabbia, dopo che sono usciti qui i video, è tanta. Così noi abbiamo detto ancora niente, non fate niente perché le cose sono dal lato giusto. Se sono usciti quei video vuol dire che la verità sta arrivando. Così l'ANSA, pausa e poi torniamo con Adriano Celentano, Svalutation del 1976 e dopo conto corrente con Antonio Zennaro. A tra poco.
A te la linea. Oh, le 19:35 minuti e 7 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Sì, avete ascoltato Svalutation, Sei forte, del grande Adriano Celentano, anno di grazia 1976. Orbene, il telefono è aperto 0292947222 alle ore 19:35 minuti e 30 secondi. Ma mi dicono che c'è già una chiamata. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele. Et voilà, bonsoir, un saluto noblesse oblige, chéri mon amour, madame, monsieur, comment ça va bien? Oh là là. Todo bien, monsieur. Oh, merci beaucoup. Moi, très bien. You're welcome. Dici tutto, Michele. Dunque, Radio Libertà, la Talk Radio, Zoom, il Drive Time in mezzo ai fatti, egregiamente condotto da te, Antonino, che è stato premiato col microfono d'oro come miglior programma di infotainment meritatamente. Ci si augura che anche quest'anno nell'edizione del 25 possa fissare questo successo. Speriamo, dai. Dimmi tutto. Io contribuisco nel mio piccolo con il mio editoriale. Vado? Vai. Il punto di Michele Caruso su Radio Libertà. Cecilia Sala è stata liberata. La liberazione di Cecilia Sala in cambio di quella di Mohammad Abedini, secondo il Wall Street Journal, le cose sarebbero proprio così. Nel quadro dell'accordo per la liberazione della reporter italiana detenuta in condizioni poco dignitose dal regime iraniano di Teheran, ci si aspetta che l'Italia rilasci l'imprenditore iraniano Mohammad Abedini, che gli Stati Uniti hanno chiesto di estradare con l'accusa di aver fornito tecnologia per droni ai militari italiani, scrive il giornale americano. Giorgia Meloni, che ha mantenuto una stretta riservatezza sui negoziati con l'Iran, dovrebbe informare altri importanti esponenti italiani oggi di come funzionerà la seconda parte dell'accordo. Si precisa citando una fonte del governo Tukur. Fonti giudiziarie spiegano che Abedini dovrebbe essere rilasciato dal carcere milanese di Opera con uno slittamento di tempi, ma possibilmente nei prossimi giorni. Un fatto che il ministro di Grazia e Giustizia può ordinare. Secondo il Wall Street Journal. Sì, dimmi Antonino. No, secondo il Wall Street Journal. Sì, dicevo, Meloni è tornata dal viaggio fiduciosa nella comprensione da parte dell'appena insediato Trump nel 2016 della necessità di liberare Abedini per ottenere questa liberazione della giornalista Cecilia Sala. Giorgia Meloni quanto si apprende dal quotidiano, sapeva che il rilascio di Abedini come parte di uno scambio di prigionieri rischiava di irritare gli Stati Uniti, incluso il presidente entrante Trump, che dovrebbe rinnovare la sua politica di massima pressione sull'Iran. Meloni è volata in Florida sabato per incontrare Trump e spiegargli che liberare Sala è un interesse nazionale italiano e che l'Italia avrebbe dovuto respingere la richiesta di estradizione degli Stati Uniti per Abedini. I dirigenti italiani sono tornati dalla Florida fiduciosi che Meloni si fosse assicurata la comprensione di Trump. A quanto pare cosa è successo? Allora ti chiedo, di tutto questo, Antonino, al di là delle dichiarazioni del Wall Street Journal, c'è senz'altro l'interessamento del governo Meloni. La Meloni è partita direttamente agli Stati Uniti, si è esposta in prima persona, ma guarda caso proprio il giorno dopo l'insediamento di Trump alla presidenza degli Stati Uniti. La cosa non mi sembra proprio una pura casualità. A questo punto io ti vorrei chiedere, non è che ci sia qualche cosa di losco anche dietro questo scambio di prigionieri, perché lei a quanto pare sarebbe stata incarcerata perché disobbediente rispetto alle leggi che sappiamo essere poco democratiche e non in linea di certo con la Costituzione italiana e neanche quella dei diritti dell'Unione Europea che vige in Iran. E dunque qualche cosa di poco chiaro. Chiarisci un po' l'idea. Michele Caruso, grazie e buona serata. Grazie a te. Molto semplicemente il punto è questo: io non credo che ci sia qualcosa
di losco dietro, e in ogni caso riguarda quella che viene chiamata ragion di Stato, cioè le cose che vengono fatte dallo Stato. Si parla, stamattina alla 7 ha riferito da fonte vicina al futuro segretario di Stato Marco Rubio di un eventuale accordo, cioè di un ok che Trump avrebbe dato a Giorgia Meloni a trattare con gli ayatollah per ottenere la liberazione di Cecilia Sala, e in cambio poi liberare più avanti l'ingegnere Bedini, l'esperto di droni. Questo è un paese in cui nel giro di 2 o 3 giorni si scordano pure che faccia hai. Non è escluso che magari tra 6 mesi venga liberato a Bedini. La cosa più importante però qual è? Che il nostro governo ha saputo destreggiarsi molto bene tra un paese che l'ha sottoposto a un ricatto quantomeno vergognoso, perché le accuse non sono mai state chiarite. Genericamente si è detto è una spia de che? È solo una giornalista che è lì, che sta facendo il suo mestiere, ma voi ve ne siete serviti per tentare il colpo. E dall'altro lato ha saputo tenere anche il rapporto con l'alleato americano, che se ci pensate molto spesso si parla di Sigonella, di quando a Ciampino si fece la furbata di far scendere Abu Abbas da un aereo e farlo salire sull'aereo jugoslavo che poi l'ha portato in salvo. Ecco, quello è stata la tomba dell'avventura politica di Bettino Craxi, ed è stato qualcosa che ha macchiato le giuste posizioni del governo italiano, che Craxi ha saputo far rispettare con quello che è successo sulla pista di Sigonella, con l'aereo circondato dai carabinieri, circondato dalla Delta Force e tutto il resto. In questo caso non ci sarà irritazione da parte americana, e Trump se ne serve anche come strumento per dire alla CIA e all'FBI: come potete ben vedere, qua comando io, adesso attenti perché vi faccio la riforma e saranno cavoli amari anche per voi. Quanto al fatto che magari tra 6 mesi questo ingegnere vada fuori, venga espulso, quello che volete, Trump ha subito un tentativo di omicidio da parte dell'Iran, se non ve lo ricordate. E state tranquilli che cose così non si dimenticano. Quindi poi fatti degli Stati Uniti d'America, molto semplicemente. Questo è quello che penso di questa vicenda. La Meloni ha saputo gestire bene la situazione, si è accreditata come interlocutrice per l'Europa. Ora è lei il numero nell'agenda alla Voce Europa, quello che non trovava Kissinger quando parlava dell'Europa, diceva: volendo telefonare e parlare con qualcuno non saprei con chi. Ora c'è un'interlocutrice, ed è quell'interlocutrice che peraltro è quella che viene sentita per prima dal governo americano. Questo che ne pensino quei due fantasmi politici che sono ora Olaf Scholz e Macron. Quindi a maggior ragione l'Italia, se vuole, può giocarsi le sue carte in Europa in questo preciso momento. Come potete ben vedere, insomma, da un singolo evento ne derivano tutta una serie di potenziali vantaggi per il nostro paese che io mi auguro vengano sfruttati a dovere. Ad ogni buon conto, comunque, domani dovrei avere questo colloquio con Giorgio Lombardi e, insomma, sentiremo che umori ci sono in quel di Mar-a-Lago, e vi racconteremo anche qualcosa su questo, insomma, se sarà possibile dentro determinati limiti. La cosa più importante è che, ripeto, l'operazione sia andata a buon fine senza scontentare nessuno. Va bene, buona gente, noi siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, si sono fatte le 19:44 minuti e 20 secondi. Noi ci fermiamo qui, domani sempre allo stesso orario 18:05 trattabili, saremo in onda con Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, 913esima puntata. E che dire di più? Che io vi ringrazio e ci salutiamo con una canzone degli Alta Società, Occhi Chiari, del 1971. Ci facciamo questo bellentaccio, mi raccomando. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.
Avete ascoltato